Un appuntamento che si rinnova, quello con la solidarietà, noi lo definiamo tale perché è il connubio che lega l'Accademia del tennis di Sassari alla comunità del Saspru. Oggi abbiamo un referente della comunità Saspru, Marco Ladu. Dicevamo poc'anzi, veramente un qualcosa che ormai si ripete nel tempo, significa aver fidelizzato realmente quello che è lo spirito dello sport a favore degli altri, di quelli che in maniera molto silente lavorano quotidianamente per il recupero dei tossicodipendenti. Sì, è una delle cose più interessanti, quello della capacità di far sì che le cose si rinnovino. Quando una manifestazione come questa, molto legata a noi, ma soprattutto, come dicevi tu, legata alla solidarietà, legata alla capacità dell'uomo di sensibilizzarsi rispetto al disagio delle persone, ecco, quando questo si ripete vuol dire che le cose stanno funzionando, e se le manifestazioni funzionano, se la comunità funziona, probabilmente anche quella persona che noi desideriamo cercare di recuperare sta facendo i passi più importanti per andare avanti su questo percorso di rinnovamento. Non è semplicemente quindi un torneo, perché i tornei passano, è proprio la fidelizzazione, come dicevo poc'anzi, di quello che è un percorso comune. Voi come educatori, come persone che si prestano a questa opera davvero importante. Oggi non è con noi padre Salvatore, ma insomma abbiamo modo davvero di vederlo all'opera, e voi siete il suo braccio, diciamocela tutta. Cosa importante perché? Perché è un motivo come un altro per sottolineare che c'è sempre bisogno di fare attenzione. Sì, c'è in questo momento un grande rischio, che è quello dell'indifferenza, l'indifferenza ai problemi, l'indifferenza all'emarginato. Si parla tantissimo di ciò che non va bene nella società, però il parlare non basta per fare qualcosa. Il connubio tra sport e noi in questo momento qua è estremamente utile, perché unisce l'aspetto pratico, il fare, al parlare e al pensare. Noi siamo convintissimi che con queste possibilità che spesso la gente ci offre, i nostri ragazzi, noi preferiamo sempre chiamarli così, sentano il calore della gente vicina e capiscono che loro possono fare qualcosa per rispondere a questo richiamo. Un filo comune con quello che qualche settimana fa ha visto protagonista proprio padre Salvatore, a parlare di emarginazione, però a parlare anche di che cosa? Di recupero attraverso lo sport. Lo abbiamo fatto grazie a un'altra società che ha veramente riempito la sala conferenze del Vialetto. Importantissimo non abbassare la guardia, perché i pericoli, specie per i più giovani, arrivano nella maniera più disparata. Sì, per non abbassare la guardia occorre essere capaci di stare sul fronte, quindi vanno benissimo le varie manifestazioni che si fanno, ma occorre essere nella strada. Nella strada vuol dire parlare alla gente, vuol dire parlare alle famiglie, vuol dire cercare di comunicare con questi giovani. Io stamattina ero ad una conferenza all'Istituto Fermi di Alghero parlando con i giovani, perché i giovani sono loro i primi che rischiano di abbassare la guardia in un momento in cui invece occorre elevare l'attenzione a quello che è un rischio molto più grande dopo la pandemia che abbiamo vissuto. Ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, naturalmente in bocca al lupo, noi seguiremo quello che è lo svolgere di questo torneo. Vi ricordo che l'Accademia poi devolverà l'intero ricavato alla vostra associazione. Tenete duro, perché non sarete mai soli. Noi ci siamo e ringraziamo l'Accademia di questo grande sforzo che sta facendo per tutti noi. Grazie.